Presidente Ferrazzoli, Presidente dell'Unione Montana del Brenta. Presidente, quale futuro quindi per il paesaggio terrazzato? Abbiamo visto degli esempi come in Cina e in Perù dove effettivamente c'è una produzione agricola. Dalle nostre parti, in particolare in Canal del Brenta, invece purtroppo il paesaggio terrazzato è stato abbandonato dal punto di vista gestionale economico. Sì, è stato abbandonato allora quando è stata abbandonata la coltivazione del tabacco, quindi negli anni successivi c'è stata una situazione di totale degrado, poi con una serie di progetti si è data luogo alla manutenzione straordinaria di questi bellissimi manufatti. Ovviamente il nostro sogno, ed è il motivo per cui siamo qui, è quello di passare, anche approfittando delle nuove tecnologie, a nuove forme di coltivazione. Presidente, quindi il futuro, abbiamo visto che arriverà questo simposio internazionale l'anno prossimo, c'è stata la presentazione oggi con presenze anche internazionali, il futuro quindi, come dice, è quello di portare una nuova economia in montagna, perché salvaguardare il paesaggio terrazzato vuol dire anche salvaguardare il territorio e sotto c'è anche il problema idrogeologico. Sì, assolutamente, perché spesso anche le cadute massi non sono legate a cadute di rocce, ma anche a manufatti fatti dall'uomo, appunto, che spesso per degrado scendono a valle. Ovviamente non basta una manutenzione affidata dei volontari, ma serve la continuità che può dare solo l'agricoltura, ed è su questo che noi stiamo puntando. Ci sono già degli esperimenti per la coltivazione delle spezie, si stanno facendo dei ragionamenti per piccoli frutti, ci sono dei giovani che stanno pensando o hanno già costituito delle cooperative. Noi dobbiamo creare fonti di reddito per la nostra gioventù, un reddito diverso forse da quello degli ultimi anni, ma non per questo meno importante. Grazie. A lei.